È incredibile che nonostante a Padova ci sia l'esperienza di City Porto, che è un'esperienza leader a livello europeo di mobilità intelligente per lo scarico delle merci in centro, ancora ci siano così tanti furgoncini, furgoni e camion che girano per il centro storico. Ci sono poi anche altre possibilità, mezzi elettrici, mezzi a pedali che recentemente hanno fatto la loro comparsa in città. E crediamo che bisogna diminuire assolutamente il numero di mezzi che circolano in centro storico. Questo non vuol dire naturalmente non portare le merci ai negozi che devono vivere e che devono mantenere vivo il centro storico, però ecco, ci sono altri mezzi e bisogna usarli. Le critiche dei negozianti sono un po' inutili da questo punto di vista, perché siamo convinti che non è questo il motivo per cui casomai muore il centro storico. Li avremmo voluti vedere con noi quando abbiamo fatto le proteste contro i grandi centri commerciali delle periferie e non c'erano. Adesso prendersela con i camion che buttano giù l'estate e dire che è un male necessario mi sembra abbastanza poco lungimirante. Ci sono le alternative, usiamole, facciamo vivere il centro storico, facciamolo vivere in maniera anche compatibile con quello che è la sua natura di cuore simbolico di Padova e dei padovani.